Il Club Alfa Romeo di Rovigo, in collaborazione con VEA, ha organizzato l'International Meeting Alfa Romeo Montreal. Una grande soddisfazione per il club rodigino. Un'ottima soddisfazione anche per i pensieri con cui si sono espressi i vari equipaggi nel libro delle firme. C'erano 145 persone, c'erano equipaggi dalla Finlandia, dalla Norvegia, dal Belgio, dal Lussemburgo, dalla Francia, dalla Svizzera, quelli naturalmente di Amburgo, dall'Italia. Mancavano quelli della Spagna e del Portogallo. In compenso c'erano 2 equipaggi degli Stati Uniti. Il meeting, durato 4 giorni, ha toccato Lucignano, Assisi, Pienza, Montalcino e la Val d'Orcia. Il meeting è partito a Lucignano, all'interno del comune, del municipio, dove ci ha ricevuto il sindaco Maurizio Seri. E lì c'è stato lo scambio dei doni tra presidente del club Alfa Romeo Sestilio Marcheselli, che era anche portavoce del primo cittadino di Rovigo, il dottor Bruno Piva, e il sindaco di Lucignano, che è stata entusiasta di questa manifestazione, che ha riempito la città di queste meravigliose macchine. L'esperienza più emozionante di certo è stata la discesa in pista all'autodromo, momento atteso da giovani e meno giovani. All'autodromo di Mazzone abbiamo trovato a riceverci il club Alfa Romeo di Perugia. Siamo entrati, abbiamo schierato le macchine opportunamente per le foto di rito e dopo le abbiamo spostate nel paddock per poter fare provare a tutti gli equipaggi l'ebbrezza della pista. Quindi si sono sbizzarriti e hanno avuto la possibilità di provare la macchina entro quei limiti che non sarebbe stato possibile fare su strada. Durante le serate conviviali si sono svolti momenti istituzionali con i partner dell'evento, che hanno omaggiato gli equipaggi dei loro prodotti made in Veneto, momenti di ricordo per i soci ed i collaboratori che non ci sono più, ed il passaggio di consegne ai colleghi del club di Amburgo, che organizzerà il meeting 2013. Ci siamo ritrovati all'Hotel Forum, abbiamo fatto le premiazioni, abbiamo dato dei riconoscimenti a degli equipaggi per la loro assidua frequenza ai vari meeting che si sono succeduti negli ultimi anni. Nella serata abbiamo osservato un momento di silenzio per un carissimo amico di Helsinki e abbiamo offerto un trofeo alla moglie. Abbiamo colto l'occasione prima della serata per ringraziare anche i partner locali di Rovigo che ci hanno aiutato nell'organizzazione offrendoci dei loro prodotti. Tra questi in primis il dottor Giorgio Panin, titolare della Ulca, che è proprietaria del marchio VEA, e il dottor Nallio Umberto, che è titolare della ditta Natura Omnia. Ecco, a questi un ringraziamento per la loro generosità in occasione di questa manifestazione. La serata poi è passata agli organizzatori del prossimo anno, quelli di Amburgo, che hanno un po' illustrato quello che sarà il programma in linea di massima. Le giornate sono trascorse fra splendidi panorami e degustazione di prodotti tipici locali, come il pranzo al Castello Banfi, di proprietà della famiglia italo-americana Mariani, e la visita alle cantine. Finita la visita ci siamo spostati in un'ala del castello dove abbiamo pranzato. Abbiamo cercato di offrire un menù che rappresentava un po' quello che era il cibo toscano, dai tempi antichi a quelli moderni. Abbiamo degustato il vino rosso di Montalcino, abbiamo bevuto il Brunello con il dolce, quindi le 2 specialità tipiche, famose a livello mondiale di queste specialità di vino italiano,
Il Club Alfa Romeo di Rovigo, quindi, dà appuntamento al 27° meeting internazionale Alfa Romeo Montreal, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2013 ad Amburgo, organizzato dal club locale.